Calano i positivi, diminuiscono i pazienti ricoverati nei reparti dell'azienda ospedaliera di Padova. Prudente ottimismo dei vertici ospedalieri in questa prima settimana dalla fine dello stato di emergenza. In questo momento sono 83 i pazienti ricoverati, ma 50 sono per caso affetti dal virus e sono curati per altre patologie. Stiamo notando questa stabilizzazione della curva, un po' come avevamo previsto di raggiungere il picco attorno appunto all'inizio, metà aprile. Questo è un dato positivo se si mantiene così, naturalmente deve essere verificato nei giorni a venire. A dare il quadro di una situazione in miglioramento netto, le terapie intensive. Siamo passati parlo sempre delle ultime 2 settimane, dalle 10 unità presenti in terapia intensiva a 2, e anche questo è un dato che fa ben sperare. Addirittura di queste 2, una è un cosiddetto Covid occasionale, quindi trovato per caso, mentre una è un soggetto che non è stato vaccinato. La parola d'ordine resta la prudenza. Nel frattempo i sanitari continuano a monitorare con cura le varianti. Nel Veneto è solo Omicron 2 a circolare in questo momento, ma da gennaio in Gran Bretagna, paese europeo che fa da campanello d'allarme, circola la nuova variante XE, poco patogena, osservano gli scienziati, ma la diffusività è maggiore anche di Omicron e pari a quella di virus come la varicella o il morbillo.